Amici sportivi, come dice Sandro Piccinini e come diceva Massimo Caputi, c'è l'album 2005-2006, la rubrica Sfogliando gli album di questo canale, lo scrigno del calcio. Questi sono i protagonisti in copertina, adesso li andiamo a vedere poi nel dettaglio. Non mi scocciate con Calciopoli, lo scudetto dell'Inter, della Juventus, non mi interessa, sono passati 20 anni, vi faccio vedere le squadre che voglio io, non so chi ha vinto lo scudetto, non so chi è stato assegnato, non mi interessa. Non polemizzate per favore su Calciopoli, che già ho avuto una discussione ultimamente, non me ne frega niente, uno scudetto che io non avrei assegnato, dico io, non mi vanterei, quindi non me ne frega niente. Nel 2006 l'Italia ha vinto i mondiali, questo mi interessa. Andiamo a vedere l'album, va. E voilà! Ecco l'album 2005-2006, guardate i protagonisti che ci sono in copertina, mi piace tantissimo quando sull'album ci sono o gli scudetti delle squadre di Serie A come presentazione del campionato o anche i protagonisti del campionato. Molto bella questa copertina, lo dico, vedete i protagonisti, Trezeguet, Totti, Toni, Kakà, Corini, Adriano e Di Canio, delle squadre più celebri della Serie A. C'era anche il Palermo, che era ormai una grande realtà del campionato italiano, con Corini che era uno dei registi insieme a Pirlo certamente più in voga in quel momento. Questo è il calendario scritto in maniera molto pulita, ovviamente un po' più piccola rispetto agli ultimi anni, come abbiamo visto a partire dal campionato precedente la Serie A era a 20 squadre, quindi per forza di cose doveva rimpicciolirsi un po' anche il formato. Questa è una giornata qualsiasi del campionato, vi prendo il 23 ottobre del 2005, dove vedo un Fiorentina-Parma 4-1, in cui immagino che Toni avrà segnato circa 18 gol. Toni segnava come un dannato. Adesso vediamo le figurine e vediamo l'album, molto moderno. Devo dire che forse da qui si inizia ad avere una composizione dell'album, delle figurine un pochino più moderna. Guardate anche il grafico per i campionati dell'Ascoli in Serie A. Ascoli tornato in Serie A grazie al ripescaggio, alla riammissione. Sullo sfondo c'è Quagliarella, quindi c'è giovane Quagliarella, vedete c'è un giocatore, c'è la foto dello scudetto ovviamente e la foto della squadra, eccola qui, e poi c'è la novità con Ascoli gol, vedete i giocatori delle squadre che si abbracciano dopo un gol. Ci sono le maglie, c'è il sito internet, vedete come inizia a modernizzarsi anche con la tecnologia l'album. C'è l'allenatore che è Massimo Silva, che faceva da un po' da brutto dire da prestanome a Marco Giampaolo, che era un giovanissimo allenatore. Guardate anche il grafico delle ultime 10 stagioni, i piazzamenti delle ultime 10 stagioni tra Serie C e Serie B. E poi le figurine, prendiamo un giocatore qualsiasi, questo Francesco Carbone, che non ricordo nemmeno chi sia, figurine con sfondo bianco, ormai contorno quasi sempre bianco negli ultimi album, e contorno bianco con la scritta, contorno nero, vedete un po' a richiamare i colori sociali della squadra. Eccoli. Tra l'altro maglia dell'Ascoli sponsorizzata dalla Lotto, si potrà dire Lotto, ormai è anche tardi per chiederselo, uguale alla Juventus 2002-2003 e al Siena 2003-2004. C'era questa sorta un po' di polemica che le maglie erano una sorta di stock degli sponsor tecnici che le facevano praticamente uguali. Queste è le altre due pagine, vedete anche gli attaccanti, Bielanovic, Ferrante e Quagliarella, eccoli qui, questo è tutto l'Ascoli 2005-2006, gli altri giocatori, gli aggiornamenti, diciamo così, con i giocatori arrivati successivamente. Adesso vi faccio vedere qualche altra squadra. Ecco qui Luca Toni, il capocannoniere poi di quella Serie A. Al primo anno alla Fiorentina aveva già segnato 20 gol l'anno prima al Palermo, eccolo qui, guardate, 30 gol in Serie B
e 20 in Serie A. Questo è l'Inter a cui verrà assegnato lo scudetto alla fine di Calciopoli. E questa è la Juventus che aveva vinto il campionato. Guardate questa seconda maglia, è la figurina dei gol, che sono gol a Empoli se non sbaglio. Seconda maglia oscena, questa sorta di Ungheria. Ma come gli viene in mente certe volte però di mettere in commercio della roba simile? Come viene in mente alla gente di comprarsela? Boh. Questa è la Juventus con Abbiati. Vi ricordate quando il Milan prestò Abbiati alla Juventus dopo l'infortunio di Buffon durante il trofeo Berlusconi? Andiamo a vedere adesso la Serie B, tanto il formato delle figurine lo abbiamo visto. Andiamo a vedere la Serie B. Intanto qui come al solito l'albo d'oro tra Serie A e Serie B. Questo è il calendario scritto ancora più piccolo, poi con questo verde chiaro che con le luci qui sembra un pochino più scuro, ma in realtà è più chiaro di come sembra. Io lo sto guardando sia dal vivo che attraverso la telecamera. Vi dico che con la videocamera è più scuro di come non sia in realtà. Non so se da qui vedete, forse da qui si intuisce un po' di più la differenza. Vi faccio vedere una giornata qualsiasi di quella Serie B. Eccola. E vediamo le prime squadre che sono Albino Leffe ed Arezzo. Figurine uguali a quelle di Serie A, ovviamente più piccole, squadra, maglie, addirittura c'è una maglia sola, c'è solo la prima maglia delle squadre di Serie B. Questi sono i giocatori, ne inquadriamo uno, due qualsiasi. Eccoli qua. Questo è l'Arezzo. E le figurine sono le stesse. E ora vi faccio vedere la Serie C. Poi faccio vedere anche una cosa, perché tornano le figurine speciali. Qui c'è il Genoa in Serie C, declassato dopo lo scandalo lì di Genoa-Venezia, Capozucca. Vabbè. Squadra che perse la promozione in Serie A e finì in Serie C. Serie C divisa in maniera assurda, C1 divisa in maniera assurda, come vi ho detto l'altra volta, un misto tra squadre del nord e squadre del sud. Guardate qui, Pavia e Salernitana nello stesso girone. Situazioni senza alcun senso. Questo è il girone B, dove c'è il Napoli ancora. Qui il Napoli riuscirà ad essere promosso. Squadre toscane con squadre siciliane. Roba veramente che si sarebbe dovuto rifiutare di giocare. Perché, come vi ho detto l'altra volta, un conto è la Serie A e la Serie B, un conto sono le risorse della Serie C. Guardate il Napoli, denominato ancora Napoli Soccer, allenato da Reia, che riuscirà finalmente a tornare in Serie B. Questa è la C2, che invece è divisa da nord, centro, sud in maniera più decente. C'è addirittura squadra di Jesolo in Serie C, non me lo ricordavo, allenata da Zoratti, tra l'altro, che aveva allenato, mi ricordo, anche la Regina negli anni passati. C'è il Venezia in C2, quindi iniziano a vedersi anche delle squadre blasonate. Questo è il girone B. C'è il Sassuolo nel girone B, c'è anche la Reggiana. Eccola qua. E questo è il girone C. Con le squadre del sud. Eccole, centro-sud, perché vedo anche la Viterbese e il Rieti, Viterbese denominata Viterbo. Qui c'è il calcio femminile, come ormai di consueto, con le squadre della Serie A femminile, eccole.
E poi attenzione, azzurri nel mito, la Serie A sforna campioni in grado di competere con i migliori giocatori del mondo, e questa è la nazionale. Erano delle figurine speciali dei giocatori della nazionale, figurine in movimento che insomma sull'album erano sempre curiose, erano un po' tutti i giocatori in orbita nazionale. Portò anche abbastanza bene alla nazionale, che in estate si laureò campione del mondo in Germania. Guardate qui, adesso non ve li faccio vedere tutti, però ecco, erano queste figurine con i giocatori in movimento, così vi vedete anche qualche maglia vecchia. Vedete qui, grosso, lui ha portato più che bene, visto quanto fu decisivo poi ai mondiali. E qui c'è appunto l'avvicinamento ai mondiali con vabbè, le ultime pagine qui con i premi, e questa è l'ultima pagina con Lucarelli, Vieri, che era del Milan e poi a metà stagione andò a giocare al Monaco, dove si fece male e perse la possibilità di giocare i mondiali del 2006. Davvero sfortunato Cristian Vieri in quella stagione. Questo è l'album 2005-2006. La prossima settimana ovviamente analizzeremo quello del 2006-2007. Rimanete incollati al canale, non ve ne andate, io torno domani con la partita della settimana e torno la prossima settimana con l'album 2006-2007.